vero e proprio scambio tra Lega e PDL in questo caso? Se si riferisce alle deleghe, certo, ripeto, io considero un grande privilegio poter ancora far parte del governo regionale, poi la politica ha i suoi bisogni e quindi ci sta, così come voglio dire, ci sta quando alcune scelte vengono anche a beneficio della nostra parte. Quindi Avrebbe preferito restare all'agricoltura? ma l'agricoltura era la mia prima scelta quando mi è stato chiesto cosa mi sarebbe piaciuto fare. Poi ripeto, anche tornare a fare le mie materie, avere la possibilità di continuare il lavoro che ho fatto nel settore dei lavori pubblici, è anche questa comunque una grande soddisfazione. E ora il suo prossimo obiettivo? Ma proseguire nel lavoro che abbiamo impostato nella scorsa legislatura, e cioè noi dobbiamo oggi girare una parte delle risorse degli appalti che vengono fatti nel Veneto alle nostre imprese. Abbiamo chiuso la scorsa legislatura mettendo a disposizione 150 milioni di euro per i comuni con l'obbligo di appaltare invitando solo le imprese locali. Credo che un altro aspetto di interesse potrebbe essere quello di obbligare tutti coloro che fanno project financing nel nostro Veneto a coinvolgere per quota parte le piccole e medie imprese della nostra regione.